Sabato 19 ottobre la Bloom Academy Fitness di Belluno ha ospitato una lezione introduttiva di Wing Tsu Kung Fu e difesa personale. Questo evento segna l'inizio di un corso ufficiale, attivo per tutto l'anno. Siamo qui oggi per inaugurare questa nuova sede di Belluno della Winston Academy, ricordo che nasce nel 1992, quindi è una realtà storica, e arriviamo anche in questa città dove abbiamo già fatto una serie di attività di promozione come la festa dello sport eccetera, abbiamo avuto una buonissima adesione e iniziamo oggi questa presentazione con delle prove pratiche. Chiaramente dopo seguiranno queste lezioni che verranno svolte ogni sabato pomeriggio con orario dalle 15 alle 17 e dove appunto si avrà la possibilità di praticare, chiaramente anche provare anche nelle prossime sessioni dove siamo, quando le faremo settimanalmente, e andremo avanti a divulgare questa disciplina che è molto molto importante. E ci lasci anche i contatti per chi è interessato. Sì, i contatti chiaramente si trovano nella pagina della Winston Academy, ok, Winston Academy Italia su Facebook, nel sito, comunque nella pagina è sempre più aggiornata, o eventualmente si può andare a contattare direttamente al mio numero che è il 349 7517 457 tramite WhatsApp e vi verranno dati tutti i dettagli sulla locazione, sulla palestra, indirizzo, eccetera, eccetera, insomma. È cosa molto importante, ripeto, imparare questa disciplina perché è utile sia per quanto riguarda la crescita psicofisica che la difesa personale, quindi non è solo difesa personale, è proprio tutta una crescita totale. È adatta sia per adulti che per ragazzi giovani, diciamo dai 7-8 anni in su, chiaramente accompagnati dai genitori, quindi diciamo è un corso open un po' per tutte le fasce di età, sia per quanto riguarda gli uomini che per quanto riguarda le donne. Durante l'ora dedicata, i partecipanti potranno scoprire tecniche base di autodifesa e movimenti essenziali del Wing Tsu, un'arte marziale pratica ed efficace. Winston Academy, faccio una presentazione, è un'accademia che nasce nel 92 grazie a Grandmaster Paul Tang e caposcuola della nostra accademia e Master Miriam Pons in qualità di responsabile europeo. La nostra accademia porta avanti appunto la tradizione della disciplina Wing Tsun che nasce nel 1623 con i valori sì tradizionali ma con l'occhio all'odernità. Infatti oggi pomeriggio siamo qui a Belluno per presentare la nostra non solo accademia ma anche la disciplina Wing Tsun. È una lezione aperta a tutti in modo tale da poter sì conoscere i valori intrinseci di questa disciplina, cioè la parte della sicurezza personale, quindi anche della difesa, visto che oggi come oggi se ne parla di sovente, e chiaramente con una professionalità da parte della nostra accademia, e soprattutto anche con un'attitudine anche per dare un valore come l'educazione e soprattutto quello che è il rispetto. Credo che siano valori molto essenziali oggi come oggi. In cosa consiste tecnicamente la lezione aperta? La lezione aperta consiste nel far conoscere, anche se in un'ora che può essere poco, ma secondo il mio punto di vista è anche molto, cosa è tangibilmente intanto una forma di disciplina che non ha movimenti enfatizzati, infatti si struttura in movimenti ben logici, che hanno una precisione sia fatta anche per la parte posturale, quindi anche la parte sia dedicata al cingolo pelvico e scapolare, quindi nelle due sessioni, e quindi una riequilibratura del nostro corpo, ma anche e soprattutto il fatto anche di capire cosa vuol dire contestualmente trovare anche una sicurezza. Sicurezza non solo in un termine dato di fatto, ma anche proprio comprovata, insomma, anche di persona in sostanza, ecco. Quello che posso dire è consigliare a chi non l'ha mai praticato Vinzo di avvicinarsi e di provarla contestualmente e avere questa opportunità.